Carissimi Luca e Ilaria, benvenuti in questo giorno importantissimo della vostra vita che è il primo matrimonio online e voi siete i pionieri di questa nuova cosa che è la prima volta che si fa nella storia del mondo dell'universo. Quindi voi, Luca e Ilaria, siete particolarmente fortunati, però non è che questa cosa la dovete prendere sotto gamba, perché il matrimonio è una cosa seria. Non è che dopo 6 mesi ognuno va per i fatti suoi, no? Almeno 3 o 4 anni li dovete fare, questo è l'impegno, perché il matrimonio dice così. Quindi, io partirò adesso con le formule matrimoniali solite e voi dovrete rispondere o sì o no. Il sì è lasciando andare il video avanti, il no invece chiudete il video per andare a fumare una sigaretta o fate quello che volete. Ok? Allora, io inizierei subito con i nostri ospiti. Qui abbiamo anche l'Aipapa che si è bloccato. Allora, inizierei con tu, Ilaria. Oh cara Ilaria, tu vuoi prendere questo amico Luca come tuo legittimo sposo nella disgrazia, nella tempesta, quando ti devi pulire i pavimenti, quando devi lavare i piatti, quando lui non c'ha voglia di fare niente, tu gli devi portare da mangiare la pizza e la birra e può ruttare anche sul divano, sei disposto a dire di sì anche quando lui ha torto marcio e poi a lavare i piatti tutti i giorni, lavargli i colletti belli inamidati e insomma essere la sua schiava? Hai detto sì. E tu, Luca, sei d'accordo? Hai detto sì. Allora io vi dichiaro marito e moglie. Adesso prendete Photoshop e su questa foto ci mettete i vostri, ci mettete il riso che cade, tutte queste cose qui. Vi dichiaro marito e moglie. Ecco, qui abbiamo anche la bacchetta del maestro.